Che la proposta iniziale, quella dell'onorevole Soddu, e cioè per un protagonismo del Consiglio attraverso un documento che mette in chiaro quali sono le posizioni politiche, e vedrebbe inizialmente evidentemente protagonisti i consiglieri regionali. Che partecipa delle riunioni con gli indipendentisti. Gavino Sale mi invitò, che in quel momento ero presidente della regione, proprio qui ci venne volentieri, fu una bella assemblea, si parlò nel merito delle cose e anche per testimoniare in qualche modo la considerazione delle istituzioni per un pensiero che all'epoca non era dentro le istituzioni, non era dentro il Consiglio regionale, e in qualche modo piena legittimità appunto della presenza nel dibattito politico regionale di questi temi. Un tema che chi più, chi meno, certamente se chiudiamo gli occhi e guardiamo in prospettiva ci affascina tutti, ci riempie il cuore, ci emoziona e tutti pensiamo, ma chissà se anche la nostra storia non sarebbe stata diversa, se altre cose fossero successe. Però altre cose sono successe. Non solo è successo la perfetta fusione, ma è successo che abbiamo fatto una rivoluzione a Cagliari, dopo 3 giorni ci eravamo pentiti, siamo andati per mesi a Torino e siamo rimasti lì a pietire un'udienza che nemmeno ci venne data. Insomma, il Cattaneo disse, ma voi rinunciate a quello per il quale altri popoli si fanno ammazzare da centinaia d'anni. Non c'è stato un giorno in cui i sardi sono impazziti, c'è stati secoli in cui i sardi forse non sono stati all'altezza del loro compito. Quindi è una storia lunga che ci ha portato fin qui e a me piace di vivere il presente, ho una formazione strana. Mia madre mi diceva una bella storia, chi non messa la spigara, mi diceva, e io a quello mi sono un pochino legato. Chi non messa la spigara, se non ho campi da mietere, devo vivere di quello che ho e spigolo, e magari spero, faccio fatica, mando avanti i figli, li mando a scuola, mieteranno loro, a me mi tocca da spiegare, e mia madre ha spiegato e mi ha insegnato a spiegare e a prendermi quello che c'è di buono oggi e a fare il massimo di quello che posso fare oggi, nella politica di oggi, nelle istituzioni di oggi. E chiedo scusa se uso male il mio tempo per dire ancora un'altra, per buttarla in Sanluresi. I Sanluresi sono barzellettieri, mi sembra un po' la barzelletta di quelli che dicono, Babu compra da Saschedina, in vuoi giocare, vuoi vincere, vuoi fare gli argentini, e poi compra questa macchina, e tu sei singuri, da qui Deo, qui da Cusatro, si sei di noi, e alla fine toccai che vendi l'otto su perché non si mettono d'accordo. Non aveva ancora giocato la schedina, ma anti battallavo per come usare la macchina, toccai che vendi l'otto. Ecco, qui un pochino mi sembra questo, e ve lo dico con molto rispetto, e forse ci vuole più tempo per dibattere queste cose, ma mi sembra toccare che vendi d'otto su questa macchina, perché noi non solo ne ho comprato, ma non tenevo su sotto e ne ho manco giocato a schedina. E allora, per fare cosa? Ma intanto io mi chiedo, ma chi siamo? Cosa vogliamo? Che cosa mettiamo in gioco di noi? E per cui la domanda che mi piace di più alla fine è quella che mi avete posto. Indipendenza, cos'era? Allora gli è venuto di dire indipendenza istituzionale, ancora prima dell'indipendenza della mente, della libertà istituzionale, ancora prima della libertà personale, individuale, culturale di ciascuno di noi. Bene, chiedo scusa, ma questo discorso è attualissimo. Ma noi siamo sicuri che abbiamo guadagnato una libertà culturale, ciascuno di noi, forte, una consapevolezza, rispetto, dignità, autorispetto per se stesso, per ciascuno di noi. L'abbiamo guadagnata, ne siamo convinti. Bene, io credo di no. Credo di no, semplicemente no. Qui siamo in pochissimi, andate in giro per l'Italia, andate in giro per la Sardegna, andate in giro per i paesi della Sardegna, andate dietro le persone che hanno fatto campagna elettorale, per come hanno conquistato i voti, dicendo noi siamo per l'indipendenza. Hanno conquistato i voti chiamando alla responsabilità i sardi, hanno conquistato i voti chiedendo richiamandosi ai doveri di ciascun sardo e a questa ambizione di libertà personale, individuale e di ciascuno.
o hanno conquistato i voti con le promesse personali. A te ti tocca questa, a te ti toccherà quest'altra, a te ti toccherà quest'altra ancora, a te ti prometto questo, a te ti prometterò quest'altro ancora. Siamo un popolo che vuol vivere del suo o siamo un popolo che non è ancora disponibile a vivere del suo? Prima di dire indipendenti, ma indipendenti per cosa? Le 20 o 30.000 aziende agricole della Sardegna votano a chi gli dice senti dovrai vivere del tuo, o votano o non votano perché dice non ha potuto, non dà vitio abbastanza dinai, non sa toccare abbastanza dinai. Chiaro questo punto per ogni sardo, è dentro la testa di ogni sardo, è dentro ogni politico sardo. Ma stiamo parlando di questo consiglio regionale, costituente o non costituente. Questo consiglio regionale in pochi mesi, Gavino Sali ieri parlava, un popolo, le sue libertà principali quali sono? Quella della finanza innanzitutto, la capacità finanziaria, sulla finanza, sulle tasse si sono ribellati gli americani, la finanza, la possibilità di mettere una tassa, e poi diceva il secondo punto, l'energia, il controllo dell'energia. Questo consiglio regionale in pochi mesi, la seconda legge che ha votato, ha cancellato un principio che diceva che il vento innanzitutto è al servizio della pubblica amministrazione della Sardegna e che l'eolico deve essere fatto non per favorire la speculazione del più furbo e del più veloce, ma per favorire la possibilità di autogenerazione per il consumo della pubblica amministrazione della Sardegna. Questo principio semplice, per il quale non c'è voluta né un'assemblea costituente né una nuova Costituzione, ma bastava la possibilità di spiegare con le leggi di oggi e di stabilire un principio. Bene, quel principio è stato stabilito, è stato agito ed è stato cancellato da questa amministrazione regionale. Ancora, nella finanza, questi geni non ridono o non piangono del fatto che quando i nostri studenti vanno nelle città d'arte, girano per l'Italia con i pullman, eventualmente in gita scolastica, e per andare a vedere i monumenti dell'Italia parcheggiano un pullman e ci vogliono 500 euro per parcheggiare. I nostri consiglieri regionali sono stati felici se a noi ci viene vietato di chiedere 1.000 euro se una barca da 30 metri mette l'ancora e distrugge la Poseidonia, distrugge l'ambiente e fa un gran casino sulle nostre coste o va sui nostri porti. Non c'era bisogno di una Costituzione, non c'era bisogno di una Costituzione per portare quel principio è stato agito oggi. Quel principio, non c'è bisogno di una nuova Costituzione o di un nuovo statuto per agire una maggiore autodeterminazione in tema finanziario. L'abbiamo fatto. La Corte Costituzionale ne ha bocciato pezzi, e ne ha bocciato pezzi perché quella legge non è stata sostenuta tra gran parte dell'opinione pubblica sarda. Perché gran parte dell'opinione pubblica sarda, i dirigenti del partito che oggi governano la Sardegna hanno fatto manifesti e andavano a distribuirli nelle spiagge e dicevano ai turisti: scusateci se quel pazzo di Soro vi chiede qualcosa se venite qui, scusateci se vi chiediamo qualcosa per avere una seconda casa vuota nelle nostre cose, scusateci, diceva il rappresentante del Movimento per l'Autonomia, scusateci se vi chiediamo qualcosa se venite con una barca di 30 metri. Questo pazzo sta distruggendo la Sardegna, cioè nel momento in cui chiedevamo un po' di autodeterminazione dal punto di vista finanziario, sovranità dal punto di vista finanziario, siamo andati a stampare le carte per chiedere scusa turista per turista nelle spiagge della Sardegna. Ma allora di cosa stiamo parlando? Abbiamo messo una imposta di soggiorno in cui chiedevamo 2 euro al giorno a chi ne paga 2.000 all'hotel Cala di Volpe. Quei geni del Consiglio regionale che io non frequento, lei è stato una deve parlare di proposte, non di vecchie storie. Hanno chiesto proposte, non vecchie storie. Caro su. Le vecchie storie. Sta parlando di realtà. La relazione.